Federico Coccia. Coccia Federico. Medico veterinario. L'avvocato Placanica che l'ha citata come teste. Buongiorno dottor Coccia. Buongiorno. Presidente, posso stare seduto perché sennò... Sì, è meglio anche per il microfono. Per perché... questo. Buongiorno dottore. Buongiorno. Mi scusi se l'abbiamo fatta venire fino a qua, ma purtroppo avevamo l'esigenza di sentirlo in questo processo. Mio dovere. Senta dottore, lei conosce il signor Claudio Caldarelli? Sì, lo conosco. Può dirci in che circostanze, come l'ha conosciuto? Cioè, lei intanto cosa fa nella vita rispetto al bioparco? Allora, io sono presidente della Fondazione Bioparco. Mi sono preso qualche appunto perché sono un po' rinco con le date, non è che sono... Allora, dal 4 gennaio 2013 ho la fortuna di essere presidente della Fondazione Bioparco. Benissimo. Senta, per caso l'ha conosciuto nell'ambito di questa sua carica, di questa sua attività di presidente del Bioparco? Sì, l'ho conosciuto. Io quando sono subentrato la cooperativa del signor Caldarelli era già in sito, già lavoravano lì, quindi io l'ho trovata lì la cooperativa di Claudio Caldarelli e ho conosciuto Claudio Caldarelli, ci saremmo incontrati 3-4 volte. Senta, che servizi svolgeva per il Bioparco la cooperativa di Caldarelli? Beh, guardi, io le ricordo, intanto da presidente io ho una funzione rappresentativa. Diciamo, le funzioni un po' più tecniche da me ce l'ha il direttore generale, il capo del personale, però che io mi ricordi e mi sono segnato anche, scusate, delle date perché non c'ero quando è subentrata la cooperativa, quindi vorrei ricordare che la cooperativa è entrata nella Fondazione Bioparco a lavorare dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2015 e ha vinto una gara europea. Benissimo. E avevano funzioni di biglietteria, accoglienza, quindi controllo biglietti, servizio reception e customer satisfaction. Avevano queste funzioni. Senta, per quello che sa ovviamente dopo il suo arrivo, perché prima non può sapere nulla, ci sono state... Faccio un passo indietro, lei ha detto il direttore generale e il direttore personale. Il direttore generale era per caso il dottor Vanacore? No, il direttore generale è il dottor Tullio Scotti. Paolo Vanacore si occupa del commerciale e seguiva, occupandosi del commerciale, ed era anche il RUP della gara, quindi seguiva personalmente le vicende tecniche di questi servizi. Di questi servizi, certo. Ci sono state, che lei sappia anche tramite Vanacore, ci sono state... Intanto questo servizio veniva svolto, sì, effettivamente. Veniva svolto bene. Io non ho mai avuto problemi diretti con problematiche. Intanto se si tiene poco più lontano da me, no, altrimenti rimbomba, sì. Scusi, no, è proprio una difficoltà di acustica dell'aula. Senta, scusi, lei ha detto che la cooperativa aveva vinto una gara europea. Scusi avvocato, se facciamo precisare queste circostanze che... No Presidente, ho molto piacere che lei intervenga. Aveva vinto una gara europea? Sì, mi sono preso un appunto. Ha vinto una gara europea. Quindi era il Bioparco in funzione di questo, per avere vinto la gara europea. Certo. Quando lei parla di Vanacore era un dipendente del Bioparco? È un dipendente del Bioparco ed è responsabile del commerciale, della parte commerciale, quindi ha a che fare direttamente, essendo stato anche il RUP di questa gara. Era stato quando la gara era stata indetta, no? Stiamo parlando del 2011 perché certo. la gara è stata fatta il 20 aprile 2011. Sì, e lei dice che poi iniziano a lavorare dal 1° marzo 2012. Esatto, fino al 28, con scadenza 28 febbraio 2015. Dopo abbiamo indotto una nuova gara con me nel 2015 e l'ha vinta un'altra
società. Ci può dire il nome? Sì, si chiama RTI, si chiama praticamente NTA, che vuol dire Nuove Tecnologie Associate, e sono subentrati e lavoreranno, sono già subentrati dal 1° 7/2015 e lavoreranno fino al 30 giugno 2018. Adesso c'è questa nuova società che lavora, sì, che ha le stesse mansioni, hanno le stesse mansioni che aveva la cooperativa di Claudio Caldarelli. Formula sociale. Formula sociale, sì. Senta, posso Presidente? Se sì, deve sì, fare altri chiarimenti... No. Senta dottore, in questo periodo lei ha detto che il lavoro è stato ottimo, eccetera, eccetera. Comunque ci furono per caso mai qualche fisiologico richiamo, qualcosa di questo tipo, che lei ricordi? Beh, allora, problematiche col personale, ma io ricordo però che, volevo ricordare anche al giudice, che subentrata Formula Sociale, però Formula Sociale ha assorbito, questo per prassi, così comunque per storia della mia fondazione, ha assorbito i dipendenti che già c'erano, che addirittura sono lì dal 98 di un'altra società, un'operativa ancora più antica, che si chiamava Solco. Quindi loro hanno assorbito i dipendenti che già c'erano, e i dipendenti che si occupano di questo settore, cioè biglietteria, accoglienza, controllo biglietti, servizio reception e customer satisfaction, devo dire che io non ho mai avuto problemi con loro, si sono sempre comportati diligentemente. Allora, problemini tecnici ci sono stati, come in tutte le famiglie ci sono dei problemini, ma che abbiamo risolto a livello proprio di personale, ma insomma, voglio dire, il giorno che c'era molta fila alle casse, abbiamo considerato il fatto di aprire più casse e mettere più personale, ma insomma problematiche quotidiane direi. Senta dottore, di fronte a queste problematiche, a vostro interfacciarvi direttamente con Caldarelli, eccetera, eccetera, ci sono mai state reazioni, direi, scomposte, nel senso con minacce, con atteggiamenti arroganti, addirittura con atteggiamenti mafiosi da parte di Caldarelli? Caldarelli? Nei miei confronti? Nei confronti suoi o nei confronti dei suoi sottoposti che si interfacciavano con i dirigenti della cooperativa sociale? No, che io sappia no. Da quando io sono insediato lì, assolutamente no. Per quello che mi riguarda non ho mai visto o assistito a una roba del genere. Bene, grazie. Io non ho altre domande. Vediamo se, quindi l'esame è concluso, vediamo se in controesame ci sono domande. Pubblico Ministero? Qualche chiarimento, signor Prego. Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, le chiedo, lei ha conosciuto Salvatore Buzzi? Ho visto una sola volta Salvatore Buzzi, me l'hanno portato, quando mi sono insediato, mi è stato portato nella mia stanza Salvatore Buzzi, l'ho conosciuto una volta sola. Ecco, lei quando è che si è insediato? Il 4 gennaio 2013. E la cooperativa sociale era già lì dal 2012. Io l'ho già trovati là quando mi sono subentrato, perché sono entrati con la vecchia amministrazione. Scusi, chi l'ha portato nella sua stanza? Lei ha detto mi fu portato nella stanza. Sì, da Claudio Caldarelli, me lo presentò e mi disse che loro erano il presidente di questa cooperativa, che lavoravano per noi. Ecco, questo il 4 gennaio, quindi 4 gennaio no, 2013? Allora, no. Io sono subentrato il 4 gennaio, il giorno che Claudio Caldarelli mi ha portato il signor Buzzi, non mi ricordo neanche il nome, non me lo ricordo, comunque è il primo mese che sono lì, il giorno esatto non me lo ricordo.
Però è venuto, me l'ha portato e me l'ha presentato. Sì, ma gliel'ha presentato come presidente di che cosa? Di questa formula sociale, di questa cooperativa. Quindi gliel'ha presentato come presidente della cooperativa. Formula sociale. O 29 giugno, io ho degli appunti, dovete perdonare, io sono arrivato lì che non sapevo neanche chi c'era e chi non c'era, ero appena subentrato e era il primo mese e io ho conosciuto tutti, sono 120 dipendenti, quindi con le società tutte affiliate, quindi io in quel periodo me lo sono dovuto segnare anche. Sì, certamente, però lei ricorda oggi, se è in grado di ricordare, Buzzi fu presentato come presidente di Formula Sociale o di 29 giugno? Mi sembra di 29 giugno. Mi sembra di 29 giugno, sì. Perché comunque era legata a Formula Sociale, che adesso io non so esattamente quali sono le... Quindi il motivo della presentazione qual era? Se questo ce lo può spiegare. Le presento il presidente della 29 giugno, che è il presidente, non so, che insieme a Formula Sociale sono qui e lavorano per lei, come hanno vinto la gara, eccetera, eccetera. Questo qui, ma tutto qua. Ma mi scusi, scusi, visto che ha risposto, c'è un dato processuale che l'ufficio del pubblico ministero conosce, forse in questo momento sfugge al Tribunale. Formula Sociale e 29 giugno sono i nati rispetto all'appalto. Lo sappiamo, per carità, era solo per capire al test e poi lo sappiamo. No, siccome si chiedeva a lui che il rapporto ci fosse tra 29 giugno e Formula Sociale, lo sappiamo tutti, forse l'unico che non lo sa è lui. Ma lo sappiamo perché non lo può sapere. Noi dobbiamo fare le domande, però avvocato. Noi abbiamo il test qui, quindi sì, Presidente, però è un modo per mettere in difficoltà un test su un dato che conosciamo tutti. Ma io non ho problemi, io l'ho conosciuto e me l'hanno presentato come presidente di... questo il test. Sì, però andiamo avanti, per favore, lasciamo fare il controesame. Allora, vado avanti, spero che l'avvocato non intervenga più a suggerire delle risposte, perché questo è stato. No, è stato io così, credo di essere stato chiaro. Perché il fatto di avere delle risultanze agli atti non significa che non si debbano porre delle domande, anche perché il pubblico ministero... Lei avrà visto che io ho aspettato la risposta. Avvocato, io dovevo fare altre domande. Avvocato, io avevo pianificato di fare altre domande su questo punto e lei ha fornito le risposte che io avrei voluto sentire dal test. La risposta, e ho detto che sono i nati benissimo, e io questo volevo chiedere tra l'altro al test. Se permette, va valutata l'attendibilità del test con le domande più appropriate. Quindi io la prego, avvocato, di astenersi da fare questi interventi che il pubblico ministero non ha mai fatto. Allora, andiamo avanti con le domande del pubblico ministero. A lei risulta che vi fosse un atti tra Buzzi, tra la cooperativa 29 giugno e la cooperativa presieduta da Caldarelli, Formula Sociale? Scusi, non ho capito, che vi fosse? Non ho capito. Una associazione temporanea di impresa tra 29 giugno e... Sì, perché me l'ha portato lui, lo presento, sì, che ci fosse un... Quindi lavoravano insieme per venire alla sostanza della questione? Operavano insieme Buzzi e Caldarelli? Allora, operavano insieme, che ne so, io la prima volta che vedevo... non lo so se me l'ha presentato come presidente della 29 giugno, che evidentemente avevano non lo so se lavoravano insieme. Al di là di quello che ha detto inopinatamente il difensore, sì, al di là di quello che ha detto lui, cancelli se possibile ciò che ha detto. Io le ho partito dalla domanda perché Caldarelli le porta Buzzi e glielo presenta subito dopo la sua il suo insediamento al bioparco. Perché da quello che ho capito io, le cooperative avevano le due cooperative che forse cooperavano insieme. Forse, ma le risulta o no? No, allora da me al bioparco c'era cooperativa Formula Sociale. Scusi, mi sono preso un appunto perché stiamo parlando di cooperative che io ho già trovato lì, quindi non
non erano io me le sono ritrovate, quindi mi sono dovuto prendere un appuntino, perché stiamo parlando del 2011. Va bene. Allora, cooperativa, io ho trovato quando sono arrivato lì, cooperativa formula sociale, punto. Il signor Caldarelli, proprio appena subentrato, nel primo mese che io sono subentrato, le ripeto, mi porta a conoscere il signor Buzzi, perché evidentemente, io non mi ricordo bene, però io le dico, mi ricordo che comunque avevano, forse perché la 29 giugno e cooperativa formula sociale, forse collaboravano insieme, questo è quello che mi ricordo, cioè, c'era un legame lavorativo tra di loro. E mi ha presentato Buzzi come presidente di questa 29 giugno. Senta, lei ha detto che Formula Sociale ha assorbito dipendenti che già c'erano della cooperativa. Assolutamente sì. Ho capito bene, Solco ha detto? Sì, perché sono andato a vedere indietro nel tempo, nel 1998-2000 ci fu una società, Solco, che questi dipendenti appunto, furono assunti da questa Solco e sono sempre rimasti loro nell'avvicendarsi di chi vinceva le varie gare al bioparco e i dipendenti sono sempre più o meno rimasti quelli. Lei sa a chi fosse riconducibile questa società Solco? No, è troppo antica e lontana da me. Questo è un appunto che ho preso, se può darvi qualche indizio in più, io l'ho segnato, io mi sono segnato tutto ciò che... Certo Mario Monge lei l'ha mai sentito? No, non so chi sia. Senta, con riferimento all'incontro che lei ha avuto con Buzzi, sì. Le chiedo, ce n'è stato anche un altro, ve ne sono stati anche altri dopo questo? Assolutamente no. Lei è sicuro che Buzzi le è stato portato da Caldarelli? Sì, Claudio Caldarelli nella mia stanza al Fondazione Bioparco. E questo incontro è stato preventivamente concordato, è stato il frutto di una iniziativa estemporanea di Caldarelli? Come è maturato questo incontro? Che io ricordi, forse Caldarelli l'abbia tramite forse anche segreteria l'abbia detto sono entrato in lei, ti volevo far conoscere Buzzi, il signor Buzzi, che non mi ricordo il nome, Buzzi. Salvatore Buzzi. Salvatore Buzzi. Senta, io le faccio presente, per chiederle un chiarimento, sì. Che vi è agli atti una conversazione trascritta dal perito Giorgio Punzo tra Buzzi e Caldarelli, quindi lei non è interlocutore della conversazione, sì. Parlano Salvatore Buzzi e Claudio Caldarelli. Sì. E a un certo punto... Ci dice gli estremi, sì, signor Presidente. Favore. Il RIT 6100/12, il progressivo 22105, la data è 21 gennaio 2013, l'ora 20:42:28. In questa conversazione a un certo punto Buzzi parla con Claudio e dice Claudio, alle 11 domani mattina rivado lì, perché io gli devo dire prima, capito, che la cosa, guarda, per cui è giusto che tolti i presenti qua e là. Buzzi dice, io alle 10:30 sto da Coccia, io, quindi prima non dopo, verso mezzogiorno. Stai da? Dice Claudio Caldarelli, e Buzzi da. Claudio Caldarelli chiede ancora, stai? E Buzzi, da Ghera, Coccia, scusi. Da Ghera, Coccia, Ghera. Claudio, io
vado prima in cooperativa, poi vado all'AMA, poi vado lì da lei e sperando che la becco, così le dico: guarda, è quello che abbiamo detto che gli dico, quindi è giusto che ti presento babà. Presento babà, babà è. Ecco, allora io le ho ricordato questa conversazione perché sembrerebbe evincersi che Buzzi viene da lei a un certo orario e che Claudio Caldarelli fosse all'oscuro di questo suo incontro con lei. No, allora le chiedo, ci sono stati anche altri incontri che lei ha avuto con Buzzi? Assolutamente oltre a quello no. che ha citato? Mai. Senta, ma che data è quella, scusi, questi Ribadisco ciò che ho detto prima, è del 21 gennaio 2013. Lei ha detto che sì, quel periodo lì subito dopo l'insediamento ha avuto sì, in quel periodo sì, me l'ha presentato. Insomma, lei si è insediato il 4 gennaio quell'anno. In quel periodo me l'ha presentato. Sì, la peculiarità è questa, che sembra, cioè il riferimento di Buzzi è che Buzzi viene da lei e che Claudio Caldarelli ne è all'oscuro. Questo è il dato. No, Buzzi da solo da me non è mai venuto, me l'ha portato Claudio Caldarelli, me l'ha presentato, finita lì, punto. Okay. Questo è quanto. Ghera chi sarebbe, scusate? Ghera era un assessore dell'amministrazione Alemanno ed era un assessore, mi sembra, alle infrastrutture, traffico, qualcosa del genere. Era un assessore. All'epoca era un assessore. Alemanno, sì. Ma era collegato con lei per qualche ragione? No, era proprio una cosa... assolutamente no. L'avrò visto una volta anche lui, assessore. L'assessore mio di riferimento era l'assessore all'ambiente. Noi facciamo riferimento all'assessorato all'ambiente come bioparco. Certamente. Senta, lei ha conosciuto Franco Panzironi? Franco? Panzironi? Sì, Franco Panzironi l'ho conosciuto perché noi siamo stati i primi a Roma a fare la differenziata e abbiamo fatto delle manifestazioni con l'AMA, sempre a scopo didattico, per insegnare ai bambini come si fa la differenziata. E quindi abbiamo avuto rapporti con l'AMA. E in quel momento era amministratore delegato dottor Franco Panzironi e avevamo dei rapporti. Più che altro c'era il mio direttore generale, dottor Tullio Scotti, che organizzò questa si chiama questo evento lo chiamammo il bioparco ama la differenziata. Lei quindi ha avuto contatti diretti con Panzironi? Ho avuto contatti anche diretti con Panzironi per questi motivi qua del bioparco sull'AMA. Sì, ci siamo conosciuti e rapporti di AMA, problematiche AMA, cioè della differenziata e queste cose qui. I suoi rapporti con lui sono limitati a questo? No, lui mi chiamò anche una volta perché io sono medico veterinario e lui mi chiamò perché voleva prendere un cane per la figlia e mi chiese consiglio su un tipo di cane da prendere per la figlia. Senta, lei, come dire, a quale... Lei Alemanno lo conosce, Giovanni Alemanno? Lo conosco Gianni Alemanno, sì. Lei, come dire, è legato allo stesso, diciamo, la sua nomina in qualche misura si ricorda io sono a scelte politiche? No, io sono un tecnico, io sono un medico veterinario, sono stato chiamato per gestire il bioparco, per rimettere a posto il bioparco come tecnico, perché sono un medico veterinario. Io ero medico veterinario del capo di gabinetto di allora
e conobbi quell'amministrazione capo di gabinetto che era Basile, Sergio Basile, e mi invitarono, mi chiesero di rimettere a posto il bioparco, perché il bioparco a livello di tutela della salute animale non stava bene, quindi aveva bisogno di un tecnico, e mi chiesero di fare il presidente, e io sono libero professionista, ho detto perché no, è una bella cosa. Io sono sempre stato un amante del bioparco, ci andavo quando ero piccolo, io scappavo di casa per andare a vedere gli animali, la mia è una passione innata, so fare solo questo, e quindi mi sono buttato a capofitto. Considerate che oggi da zoo comunale sono riuscito a far diventare non più zoo comunale, si chiama Bioparco di Roma, e l'ho internazionalizzato, perché oltre ad occuparmi della tutela della salute degli animali, perché voi dovete capire che il bioparco, i protagonisti del film sono gli animali. Se gli animali stanno bene, funziona tutto bene attorno. Allora mi sono concentrato sugli animali, ho tolto le gabbie, le sbarre, tutto ciò che potesse contenerle, perché io sono un animalista, e ho fatto stare gli animali in spazi più grandi. Considerate che ho animali che vivono in 1500 metri quadrati e vivono senza sbarre, senza contenimenti. Ho ricreato loro gli ambienti naturali e addirittura ho tolto le sbarre e ho messo i vetri. Voi se oggi venite a trovarmi vedrete gli animali in un altro modo, li vedete in un modo, ecco, non vedete più gli animali contenuti, gli animali sono sereni, e a quello che ci tengo di più, sono sani, perché il mio staff veterinario è invidiato in tutta Europa, vengono da tutta Europa a fare gli stage da noi per imparare come curare e mantenere sani gli animali. Ricordo che gli animali del bioparco non sono numeri, ma hanno un nome e ognuno di loro ha una dieta e sono gestiti, penso, al meglio. Sì, dottore Le chiedo, lei per caso ha partecipato a una cena elettorale o a un incontro conviviale elettorale riconducibile a Gianni Alemanno? Guardi, c'è stato, potrebbe essere, ma non me lo ricordo questo. Sì, forse sì, non me lo ricordo questo, sinceramente, non me lo ricordo. Forse sì, non me lo ricordo. Però io purtroppo, non avendo tessere politiche, e non sono né di destra né di sinistra, sono un tecnico, quindi la mia presenza in una cena elettorale potrebbe essere, insomma, abbastanza inutile. Questo. Ho capito. Se possiamo solo puntualizzare, lei prima diceva conosco Alemanno ma non sono legato a lui. Sì, conosco Alemanno. Prima di essere al bioparco aveva detto svolgeva quale attività? Sono medico veterinario. Sì, va bene, questo va bene. Ma io curavo il cane anche di Alemanno. Curava anche il cane di certo. Alemanno, ma ha detto anche un'altra cosa. Anche del capo di gabinetto. Capo di gabinetto dove? Di quell'amministrazione. Dell'amministrazione Alemanno? Certo. Quindi era stato prima chiamato a svolgere le funzioni di capo di gabinetto di Alemanno? Io? No, mi ha chiamato il capo di gabinetto, a me mi chiamò il capo di gabinetto. Alemanno. Sì, perché curavo il cane della sua fidanzata. Poi il cane della fidanzata di? Allora, la fidanzata, la compagna del capo di gabinetto, aveva un cagnolino e io glielo curavo. Ho capito. Tutto qua. E poi ho curato anche, ho curato anche il cane della moglie di Alemanno, che è un Weimaraner. Un giorno è stato male, mi hanno chiamato e sono andato a curare anche il cane di Isabella Rauti, il Weimaraner, che stava male, aveva una colica. Sì. Che cosa c'è, avvocato Intrieri? Non l'appassiona questa sequenza? Va bene. Allora, andiamo avanti. Sì. Io le ho rivolto questa domanda perché vi è una conversazione agli atti trascritta dal perito Maria Cristina Bardelli,
e che è del RIT 2169/13, progressivo 18983 del 5 novembre 2013, ore 12:23. Questa è una conversazione che ancora, come l'altra, non ha ancora i nominativi degli interlocutori, però ricostruendola abbiamo Franco Panzeroni che parla con Luisa, che è la segretaria di Alemanno, e si inizia dicendo: sì, buongiorno, allora la Santarelli ha versato 10.000 euro, e dice Panzeroni, e Luisa: che Dio la benedica, che Dio la benedica, io stavo facendo la sua lista, fra l'altro quella dei 31 famosi, e stavo dando uno sguardo, la situazione è abbastanza ancora, cioè non definita, posso dirle al volo. E Panzeroni: sì, Luisa, allora Alemanno, Gabriella ha fatto diversi tavoli, cioè diverse persone. Pronto? Dice Panzeroni. E Luisa: pronto, mi sente? E Panzeroni: Alemanno, Gabriella ha fatto diverse persone ai 2 tavoli, per un totale di 25. E Panzeroni: brava, vedi che brava. E Luisa: infatti è stata brava. Poi abbiamo Basile Sergio, e Panzeroni: vabbè, è solitario. Poi Luisa dice: Biava adesso stamattina faceva dei giri, ancora non abbiamo niente da lui. Borriello, pure siamo in così punto interrogativo. Buzzi è suo. E Panzeroni: sì, quello ha fatto. E Luisa: ecco, Cerasi Domenico non abbiamo ancora conferma. Coccia Federico lo devo richiamare stamattina. E poi dice: ma non sono certo che faccia un tavolo da 10, assolutamente. Vabbè. E poi prosegue. Ma è riferito a Coccia, non sono certo che faccia un tavolo da 10? Esatto, Coccia Federico lo devo richiamare stamattina, ma non sono certo che faccia un tavolo da 10, assolutamente. E infatti non l'ho fatto, mi chiamavano per le campagne elettorali, tutti mi chiamavano per le campagne elettorali, da destra e da sinistra mi hanno chiamato tutti, ma io non ho mai partecipato, non ho mai fatto un tavolo. Però qui si fa riferimento ad almeno un contatto già intercorso, sì, e a uno che verosimilmente vi sarebbe stato. Ma sai quanti mi chiamavano per le campagne elettorali? Ma non ho mai partecipato, quindi non so che dirle. Io non ho mai partecipato né ho fatto tavoli, non mi sono mai permesso di. Ma mi chiamavano anche dall'altra parte, non è che da tutte e 2 le parti. Nessun'altra domanda, signor Presidente. Allora, il Pubblico Ministero ha terminato il controesame. Ci sono domande in controesame da parte dei difensori di parte civile? Nel frattempo diamo atto che è sopraggiunto l'Avvocato Vasatura per Libera, SOS Impresa, Associazione Antonio Caponnetto e Roma Capitale, Presidente. Quindi Libera, Associazione SOS Impresa, Associazione Caponnetto e Roma Capitale. E anche l'Avvocato Intrieri è sopraggiunto per la posizione di Guarani. Allora, le parti civili non hanno domande, i difensori degli altri imputati hanno domande? Sì, Presidente, alcune domande, grazie. Prego. Eccomi, buongiorno, difesa Buzzi. Buongiorno. Senta, le chiedo, le faccio una domanda personale prima. Il suo cognome come si pronuncia? Coccia? No, Coccia, con l'accento sulla I. Perfetto. Lei conosce l'architetto Francesco Coccia? No. Sa se l'assessore Ghera l'ha conosciuto? L'assessore Ghera sì, perché all'epoca era un assessore dell'amministrazione. Lavori pubblici e periferie? Lavori pubblici. Me lo conferma? Sì. Sì. Sa se nel dipartimento, quindi dell'assessore, il dipartimento numero 19, al vertice del dipartimento ci fosse l'architetto Francesco Coccia?
No, non lo sa. No, ma non, il mio è Coccia, io non... No, era importante perché no, era... Coccia, no, me lo sarei anche ricordato. Perfetto, per me è importante. Certo, perché era simile al suo di cognome. No, Presidente, questo era semplicemente poi, era per quella telefonata, era tutto qui, è il Dipartimento, è Francesco Coccia. Ecco, allora mettiamo gli accenti perché... È per questo che ho fatto la domanda a No, Coccia. servono, ci sono apposta per differenziare. No, è accento sulla I e è un cognome calabrese con l'accento sulla I assolutamente. Guardi, perché non ci sia dubbio, io nella telefonata ho letto prima che si fa riferimento a Coccia Federico. Sì, no, Federico sono io, quindi sì, sono io. Sì, sicuramente. Non vorrei che venisse ma io, inteso guardi, a seguito della mi hanno martellato per le campagne elettorali, mi hanno massacrato, quindi mi hanno martellato tutti. Un intervento rivolto a lei, è probabile. Era un intervento per chiarire la situazione. Sì. Era così. Va bene. Poi lo verificheremo, quindi va Quello bene. sono io. Non è collegato a una Quando domanda chiariscono gli altri. e non suggerisco domande, avvocato. Io ho fatto rispondere prima. Poi risposte è a differenza di quello tendenziosa che ha la fatto domanda su lei un dato e pacifico. sottolineo in maniera impropria. Poi lo vedremo No, per favore, era superata questa questione, non la riapriamo. Poi vedremo con le trascrizioni. Avvocato Santoro, Sì, vada avanti. grazie. Lei quindi, per lei invece bisognerà vedere, sentire le trascrizioni. Leggeremo la trascrizione, magari sentiremo l'audio, però questo è superato adesso. Va bene. Senta, per quanto riguarda il servizio svolto da parte della cooperativa 29 giugno e Formula Sociale, lei ha riferito, le chiedo, era possibile che invece fosse unati no a due? Non la vedo, mi scusi. Scusi, sono qua, l'importante è che mi sente. Non unati a due, ma unati a tre. Ricorda se c'era anche, oltre che cooperativa 29 giugno, Formula Sociale, c'era anche Linea Sociale? Potrebbe. Potrebbe? Potrebbe perché io considero che ce l'ho già trovata, potrebbe esserci, sì. Per me non è fondamentale perché avendole già trovate è un qualcosa che camminava da solo. Senta, lo conosce Stefano Medini? No. Ok. Stefano Medini? No. Poi, Presidente, su questo servizio, su questa attività produrremo i documenti a dimostrazione che erano nati a tre. No, non lo conosco. Ricorda se no, perché lei è arrivato dopo, se ci fu un ricorso al TAR verso questa assegnazione? Allora, aspetti. Da parte di Solco? No, di Solco all'epoca? No, per me è preistoria, io non esistevo, ero un bambino all'epoca. Non lo so. Non ho idea. Senta, che servizio svolgeva l'ATI? Che attività svolgeva presso il bioparco? Scusi? Formula Sociale. Formula Sociale, guardi, giugno. ce l'ho chiesto, gliel'ho elencato prima. Aspetti, prima di rispondere. Ha già chiarito i servizi di cui si occupava, quindi questa domanda non è ammessa perché ripetiamo cose già dette. Va bene. Posso ripetere se vuole, signor giudice? No, il Presidente forse era al telefono. Non è utile per il processo. No. Senta, lei ha riferito che ha conosciuto Salvatore Buzzi. Sì. Quante volte l'ha incontrato? Una volta. Una volta. Quella volta è e stato... anche questo ce l'aveva detto, avvocato. Sì, era per introdurre un'ultima domanda e ho chiuso, Presidente. È stato aggressivo, l'ha intimidita Buzzi? No, che mi ricordi no, è vago ricordo, però mi ricordo una persona col sorriso, anzi, simpatica. Mi ricordo una persona simpatica all'epoca, cioè cordiale, ecco, più che altro, più che simpatica, perché per dire simpatico una persona la devi conoscere, devo dire è stato molto cordiale con me. Grazie. Prego. Per il Tribunale produrremo i documenti su questo servizio. Posso, Presidente? Grazie. Sì, prego, può concludere l'esame. Dottore, avvocato. scusi, Sì. ha mai curato cani di politici di sinistra o solo di politici di destra? Anche politici di sinistra. Ha mai curato cani di magistrati? Sì. Ha mai curato cani di poliziotti? Sì. Di carabinieri? Sì. Grazie. Scusa un secondo per segnare. Ci fa qualche nome? Di chi? Politici di sinistra, lei prima ci ha detto il cane della moglie di Alemanno, il cane, visto che le fanno questa domanda,
e che anche l'appartenenza politica di se ci può fare qualche nome, se viene in mente. Rutelli, no, mi ricordo piuttosto che faccia pensare. Anche di magistrati, anche di sinistra, non ho capito, di Rutelli. No, ha chiesto politici di sinistra e magistrati. Quindi lei ha detto tra i politici mi ricordo Rutelli. Sì. Solo Rutelli si ricorda, altri nomi in questo momento non le viene in mente. Non no, mi vengono, però una domanda, e invece di magistrati ha curato cani di magistrati? I nomi non me li ricordo, però sì, anche di pubblici ministeri. Quindi, della dottoressa D'Alessandro. Adesso non mi vengono in mente, mi sarei preparato al riguardo. No, certamente non poteva immaginare di dover rispondere a questo, va bene, esatto, possiamo... Sì. È lei che ha voluto i nomi, mi pare che qualcuno l'ha fatto, D'Alessandro, Rutelli. Vabbè, avvocato, lei ha posto la domanda, noi cerchiamo sempre di... Ma ce n'ho molti altri, non me li ricordo. Va bene. Senta, scusi, ma come mai le chiedevano di partecipare ai tavoli per le cene elettorali? Lei ha detto me lo chiedevano da destra, da sinistra. Perché in campagna elettorale sì. Mi hanno chiesto tutti addirittura di presentarmi. Ma scusi, questo sì. Perché quando lei era già direttore io ero già presidente del Bioparco e io avendo... in relazione a questa sua carica le certo, perché avrei portato voti sia da una parte che dall'altra, ma poi io comunque, come ripeto, intanto non avendo tessere politiche e poi rappresentando un'istituzione pubblica non mi potevo assolutamente permettere, anche volendo, di presentarmi o partecipare a qualcosa di politico. Va bene, mi sembra... No, è una cosa che la politica non mi interessa, quindi io faccio il medico veterinario. Bene, allora abbiamo esaurito con questo, credo, sì. Grazie, può andare. Grazie a lei. Adesso chi vogliamo sentire, avvocato? 3, 2 perché... Quindi queste sono brevi per me, poi vedo che qua il breve non c'è. Direi la signora Lacelli, che era dipendente del Bioparco e sindacalista, così... Sì, così restiamo in tema. Questa, scusate, Presidente, questi in realtà... testi però... Si chiama, avevamo scritto Pacelli, ma in realtà si chiama Lacelli. Non la trovavo nella lista, sì. Quindi è Lacelli anziché Senta, Pacelli. Presidente, se prima di introdurre la teste su un passaggio della testimonianza del dottor Coccia, Caldarelli vorrebbe fare una brevissima dichiarazione spontanea. Prego. Sì, grazie Presidente. Volevo chiarire solo il passaggio dell'incontro che c'è stato tra me, Buzzi e il Presidente Coccia. Era proprio nell'occasione che, quando si è insediato lui, noi ricevemmo una chiamata dal Bioparco che il Presidente voleva conoscere tutti quelli che operavano all'interno. E quindi ci fissarono un appuntamento e noi andammo, io e Salvatore Buzzi, perché eravamo Lati più Medini, che nel frattempo in quel periodo non ricordo, perché poi Medini lasciò Lati e rimanemmo solo noi due. E non ricordo se quando si insediò Coccia ancora esisteva Medini. No, però noi fummo chiamati. Se me lo vuole chiarire, però sono spontanee dichiarazioni, quindi chieda prima al suo avvocato se può. No, lei dice noi operavamo i nati, ma operavate i nati nel Bioparco? Sì, la gara. Vado avanti. Sì, no, niente, eravamo solamente stati chiamati perché il Presidente voleva conoscere tutti gli operatori
che operavano all'interno del bioparco, tutto qui. Ci siamo presentati e lì andammo io e Salvatore Buzzi, e ci presentammo al Presidente e come dicemmo... si chiamava la terza persona? Stefano Medini, sì. Ma non venne Stefano Medini all'incontro perché era già fuori? Lui all'incontro non c'era, non ricordo se era già fuori, però all'incontro non c'era, andammo solo io e Buzzi. Bene, terminate le dichiarazioni? Ha terminato le dichiarazioni, vero? Era soltanto questo. Era solo su quel passaggio. Allora, signora, buongiorno, lei si chiama? Buongiorno, sono Lacelli Stefania. Lacelli Stefania. Signora, sono presenti in aula le telecamere della RAI che riprendono il processo. Lei può scegliere se consentire o meno alla ripresa della sua immagine. Non acconsento. Non grazie. acconsente. Bene, allora, le sue generalità complete, per cortesia? Lacelli Stefania, nata? A Canosa di Puglia. Quando? Il 28 agosto del 75. Dove è residente? Ad Artena, Via? provincia di Roma e Contrada Valli, seconda traversa 31. Bene, la sua attività di lavoro qual è, signora? Lavoro al bioparco presso il Customer Service, è un lavoro al pubblico. Ma è dipendente del bioparco? No, di una cooperativa, è un'azienda, cioè una cooperativa e un'azienda. E lei lavora per? L'NTA, nuove tecnologie applicate. Quindi una cooperativa? La mia è un'azienda. La sua è un'azienda. Allora, lei oggi viene sentita nella qualità di testimone, all'obbligo di dire la verità. Deve leggere a voce alta la formula che trova davanti a sé. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, signora, è stata citata come teste dall'avvocato Placanica, risponda intanto alle domande dell'avvocato. Buongiorno signora, Buongiorno. grazie per essere venuta. Senta, brevissimamente, può dire al Tribunale, già ha detto lavora, da quanto, concreto che mansioni svolge, da chi è stata assunta, da quanto tempo lavora presso questo bioparco? Mentre ho lavorato con Formula Sociale dal 2010-2011, ho iniziato come operatrice e ora sono una vice coordinatrice. Attualmente non è dipendente di Formula Sociale, ha detto prima. Attualmente no, con l'NTA. Quindi mano a mano che si avvicendano, se ho capito bene, le cooperative, lei viene riassunta da una nuova cooperativa? Cioè come funziona questo passaggio? Prima del Jobs Act il personale veniva riassorbito, adesso non sapremo più. Ho capito. Senta, adesso non sapremo che sarà di noi più avanti, alla scadenza del prossimo contratto. Senta, l'ultimo contratto a quando risale, l'ultimo suo passaggio? A ottobre del 2015. Ottobre del 2015, quindi quando questo processo è già avviato. Sì, è già iniziato. Senta, insieme a lei sono stati confermati tutti gli altri dipendenti di Formula Sociale? Sì. Senta, lei ha avuto un ruolo di sindacalista? Sì, lo sono tuttora. E in che cosa consiste questo suo ruolo di sindacalista? Sono una rappresentante sindacale dal 2007 del mio gruppo di lavoro. Per quale sindacato? CGIL. CGIL.
Grazie Presidente, era la domanda quindi per la CGIL. Senta, lei conosce Claudio Caldarelli? Sì. Da quanto lo conosce e come lo conosce? Lo conosco da quando abbiamo iniziato a lavorare con Formula Sociale in qualità di Presidente. Quindi più o meno? Dal 2010-2011. Oh. Caldarelli si presenta da voi, questa Formula Sociale, dopo che vince la gara, a voi lavoratori. Come ci spiega bene questo passaggio, proprio praticamente come avviene? Ma quando si è presentato ai lavoratori? Sì, cioè voi cosa venite a sapere? Che la gara ce l'ha questa... Come venite a sapere di Formula Sociale e come compare Caldarelli? Noi sappiamo di essere in gara d'appalto. Ci sono varie cooperative che si presentano alle gare d'appalto. Noi lavoratori sappiamo, dopo l'aggiudicazione della gara, sappiamo chi ha vinto. Quindi c'è la presentazione e i presidenti si presentano al gruppo di lavoro. Dico voi come lei in particolare come sindacalista, sì. Avete voce in capitolo o venite messi a conoscenza sulle modalità di vincita o di come si concorre a questa gara d'appalto e come si vince questa gara d'appalto? C'è un capitolato di gara, c'è un capitolato che ha sempre salvaguardato i lavoratori nel passaggio, quindi come sindacato ci siamo presentati in un secondo momento. Quindi voi vi preoccupate che sia salvaguardato quell'aspetto, sul resto non interloquite? Il sindacato si è occupato in questo caso che tutti i lavoratori fossero riassorbiti, così come è stato. Senta, quindi lei come viene a conoscenza che il nuovo vincitore è Formula Sociale? Dalla Gazzetta. E questo Caldarelli si presenta lui, si presenta qualcun altro? Com'è l'approccio con questo nuovo, che poi diventa il vostro datore di lavoro, o sbaglio? Certo, diventa il datore di lavoro e ci siamo conosciuti per la prima volta al Bioparco con tutto il gruppo di lavoro. Si sono presentati Caldarelli, Buzzi e qualcun altro ha presenziato a quell'incontro. Stefano Medini, quando dice qualcun altro? All'inizio sì, c'era Linea Sociale con Stefano Medini. E questi tre, perché queste tre persone, dico? Lei sapeva C'erano queste tre persone perché Linea Sociale, la cooperativa del signor Medini, aveva in gestione il servizio di biglietteria. Quindi lei sa quante... Caldarelli sa qual era la cooperativa di Caldarelli? Certo, Formula Sociale. E di Buzzi? 29 giugno e Medini Linea Sociale. E queste tre cooperative avevano tutti rapporti lavorativi, quindi col Bioparco? Sì. E quindi si presentano i tre legali rappresentanti delle tre cooperative? Esatto. Da quel giorno lei poi con chi si interfaccia? Sempre con tutti e tre o con uno? Eravamo due rappresentanti sindacali, ma facevamo le riunioni insieme, comunque ci presentavamo insieme. Sì, dico, ma delle cooperative per la maggior parte con chi si interfaccia? Cioè i rapporti costanti, quotidiani? Col signor Caldarelli. Con? Col signor Caldarelli. Con Caldarelli. Claudio. Senta, Caldarelli ha assunto mai atteggiamenti di prevaricazione, No, mai. Inurbani, di minaccia addirittura nei vostri confronti? Mai, anzi al contrario. In che senso al contrario? Si è sempre preoccupato della situazione dei lavoratori, ha sempre chiesto di noi se tutto andasse bene, veniva spesso al Bioparco, soltanto per una visita, così per salutare i lavoratori. Comportamenti antisindacali ha mai tenuto? Prego? Comportamenti antisindacali di violazione delle... No, mai. Senta, ricorda gesti invece di Caldarelli in senso addirittura se ci sono stati, anzi la domanda è prima, ricorda se ci sono stati invece gesti di Caldarelli addirittura che potessero andare oltre le sue funzioni di supporto a problematiche dei lavoratori?
Cioè, nel senso... Se per esempio mancavano alla fine della giornata, voi curavate per esempio la biglietteria, se mancavano dei soldi chi ne doveva rispondere? Noi abbiamo un'indennità di cassa da contratto, quindi non li rimetteva il lavoratore ma li riprendeva a fine mese con l'indennità. Ho capito. Quindi scusi, gesti particolari di Caldarelli a supporto delle problematiche dei lavoratori, lei ne ricorda o non ne ricorda? Ma nel privato dice? No, nell'esercizio perché da un punto di dell'attività- vista sindacale c'è sempre venuto incontro nelle riunioni, ci sono state sempre delle buone trattative, non abbiamo avuto dei problemi particolari. Ricorda, e ho chiuso, se in qualche circostanza si era fatto carico lui addirittura personalmente di spese che erano magari astrattamente addebitabili a qualche lavoratore, a qualche ragazzo? Sì, quando per esempio in biglietteria poteva succedere di prendere del denaro falso per sbaglio. Succedeva, quindi si chiedeva se poteva intervenire la cooperativa, perché magari era un taglio particolare. Ho chiuso. E ha mai visto accenti di violenza, di prevaricazione, di mafiosità nel rapporto? Gli diceva che sul lavoro c'era qualche problema perché chiedeva direttamente ai lavoratori, non soltanto al rappresentante o alle coordinatrici, interveniva e si rivolgeva a noi. E con i dirigenti, oltre che con i lavoratori, con quelli che gli stavano sopra, con i suoi contraenti, ha mai visto atteggiamenti del tipo che le ho detto prima? Nella maniera più assoluta, erano insieme a rapporti tranquilli, si andava a prendere il caffè al bar. Grazie Presidente, non ho altre Un'altra- domande. Senta, scusi, solo per chiarire meglio quello che lei ha detto. Lei ha detto che Stefano Medini si occupava della biglietteria. Di linea sociale per un periodo... Si è occupato della biglietteria. Sì. Poi sono rimaste Caldarelli con Formula Sociale Sì, esatto. e Buzzi con 29 Sì, giugno. esatto. Anche loro avevano settori distinti, di che cosa si occupavano l'una e l'altra? E Formula Sociali aveva l'accoglienza e il rettilario. Scusi, accoglienza e? Rettilario. Ah, il abbiamo rettilario. un rettilario. Sì. Esatto, sì. Mentre la 29 giugno? Centralino e biglietteria. Centralino e biglietteria. Poi ovviamente noi abbiamo sempre girato sulle postazioni, quindi poteva succedere di andare a supporto di... Sì, magari che spostavate... sì, esatto, certamente. ruotavamo comunque sui servizi. Solo La di divisione delineare sostanziale è l'organizzazione, questa, poi capisco che in qualche caso potevano esserci delle modifiche anche estemporanee. Va bene, allora la difesa ha terminato, sentiamo se ci sono domande del pubblico ministero in controesame. Qualche chiarimento, Sì. signor Presidente. Lei ha detto che all'inizio appunto vi erano oltre alle cooperative di Caldarelli e Buzzi anche quella di Stefano Medini, Sì. linea sociale. Linea sociale. Fino a quando è rimasta questa compagine a tre? Guardi, se ricordo bene un anno, più o meno un anno. Un anno, quindi fino a quando? 2012, 11-12. Sa se già ci fosse il presidente del Bioparco Federico Coccia all'epoca? Avevamo Giuntarelli. Chi? Non c'era Coccia. Non c'era. Quindi Sì. Medini è rimasto fino a che c'è stato Giuntarelli, il precedente presidente. Sì. Senta, lei ha detto che dell'ingresso della cooperativa Formula Sociale ha saputo dalla Gazzetta. Quale Gazzetta? Gazzettino ufficiale, quello dove escono le cooperative che si sono aggiudicate le gare.
Senta, da cosa nasceva l'esigenza di interessare la cooperativa di Caldarelli quando venivano riscosse banconote false? Ci rivolgiamo a tutti i presidenti. Quando può succedere che un cassiere per velocità, sì, no? riceve una banconota falsa, in questo caso può succedere, certo, ma succede e quindi si fa richiesta, il sindacato interviene perché comunque per non far pagare il lavoratore interviene certo. il sindacato certo. e Caldarelli ha assunto iniziative particolari in questa direzione? Se si poteva sì, altrimenti no. Quindi non è che ha pagato lui di tasca sua? No, noi ci rivolgevamo non a Caldarelli personalmente, lui era il presidente alla cooperativa. E come risolveva la cooperativa? Come? Come risolveva la cooperativa? A volte ci rimetteva il lavoratore, poi abbiamo avuto ogni cassa ha avuto il la verifica banconote. Il verifica banconote è una macchina che serve per verificare che la banconota sia vera. Sì, ma il punto è perché vi rivolgevate alla cooperativa? Cos'è che poteva fare la cooperativa? Perché la cooperativa che gestisce i lavoratori, quindi ci rivolgiamo alla cooperativa. Non potevamo rivolgerci al bioparco. Nessun'altra domanda, signor Presidente. Vediamo se ci sono domande, difensori di parte civile e difensori degli imputati. Io ho una domanda sola, Presidente. L'avvocato, la difesa Buzzi, prego. Buongiorno, difesa Buzzi. Lei ha conosciuto Salvatore Buzzi? Sì, anche. Sì, anche. Sempre in merito a questa vicenda relativa al bioparco? Certo. Senta, lei prima ha fatto riferimento a Cardarelli che veniva e si occupava diciamo del rapporto con i lavoratori, i dipendenti. Sì. Ma era il punto di riferimento per quanto riguarda i lavori dell'ATI o solo di formula sociale? Di formula sociale ma anche dell'ATI. Quindi si occupava in generale. Era il referente sia per formula sociale che per l'ATI? Io mi rivolgevo a lui perché ho lavorato per formula sociale, quindi mi rapportavo con lui. Senta, e Buzzi, lei in che contesto l'ha conosciuto? Forse in qualche riunione. L'ho conosciuto all'inizio quando c'è stata la presentazione delle cooperative con i lavoratori e poi in qualche riunione sindacale ha partecipato anche lui. Lui era presente, veniva presso il bioparco, si era attivo? Raramente. Raramente. È mai stato, che comportamento ha assunto quando l'ha conosciuto? Era autorità, imponeva delle decisioni? No. Nessun'altra domanda, grazie. Va bene, altri difensori? Credo di no. Avvocato Placanica L'avvocato Placanica deve concludere l'esame del test, non ha domande. Grazie, può andare. Grazie, si può accomodare. Passiamo allora all'ultimo test. Natalizia. Natalizia però mi sembra un test di più persone. Natalizia Sara è un test. Sì, Sara Natalizzi, peraltro una sola domanda dovrò fare. Sì, no, ma vedo che è un test indicato in varie liste. Vediamo un momento. Bolla, Buzzi, Cerrito e Nacamulli. Se non ci sono domande, intendiamo, molti hanno già rinunciato in effetti. Allora, si accomodi, prego, buongiorno. Lei si chiama? Natalizia Sara. Natalizia? Natalizia. Con la finale? Sì. Natalizia Sara. Senta, in aula sono presenti le telecamere della RAI che riprendono il processo.
Lei ci deve dire se consente o no alla ripresa No, della non sua do il consenso. Non dà il suo consenso, va bene. Allora, le generalità complete, lei è nata? Nata a Tivoli il 2 ottobre 1983 e residente a Lariano in via Ciro Menotti 2. La sua attività di lavoro qual è? Sono impiegata amministrativa presso il consorzio Ericas 29. Impiegata amministrativa presso Ericas 29. Sì. Senta, lei oggi viene sentita nella qualità di testimone, ha l'obbligo di dire la verità, deve leggere a voce alta la formula che trova davanti a sé. Okay. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, prego, avvocato, può procedere. Risponda alle domande dell'avvocato Una sola Platanica. domanda le devo fare, anzi una premessa. Lei l'ha detto già, impiegata amministrativa verso Ericas. Faceva l'operazione materiale di redazione delle fatture da parte delle cooperative Ericas? Cioè la Ericas emetteva fatture, sì. 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 Per quanto è di sua conoscenza, il pagamento delle fatture, la presentazione delle fatture presso il quinto dipartimento del Comune di Roma poteva essere effettuato in qualunque giorno della settimana o c'era un giorno specifico? Allora, non credo che ci fosse un giorno specifico, però si faceva i primi di ogni mese per presentare la fattura di fine mese, questo inizialmente. Le risulta che lei sappia se io le dicessi il lunedì era un giorno... Questo non lo sa. Di preciso non mi ricordo il giorno esatto, però sì, chiamavo il signor Caldarelli proprio per portare queste fatture al Dipartimento, però di preciso il giorno esatto non me lo ricordo della settimana qual era, perché poi successivamente abbiamo iniziato a utilizzare un sistema informatico. Le prosoluto, dico. Sì, c'era... Non mi ricordo il giorno esatto, forse sì, lunedì, però non mi ricordo esattamente. Allora intanto, chiamavate Caldarelli per portarle? Sì, lo chiamavo. Quindi ora mi dice che si ricorda che c'era un giorno ma non sa qual era? Di preciso non me lo ricordo. Va bene, grazie, io non ho altre domande a questa testa. Va bene, vediamo se ci sono intanto domande in esame. Credo che sia in testa quello Bolla, Buzzi, Cerrito e Nacamulli, l'hanno indicata anche come teste. Se ci sono domande in esame le propongono i difensori, se non ce ne sono intendiamo come rinuncia. Va bene. Io una domanda in esame, a questo punto, allora, che prego. Così. Senta, buongiorno, eccomi. Buongiorno. Senta, lei conosce Paolo Di Ninno? Sì. Che ruolo aveva in cooperativa Paolo Di Ninno? È il direttore dell'ufficio amministrativo. Dell'ufficio amministrativo? Sì, e poi commercialista. Lei si confrontava con Paolo Di Ninno su quelle che erano le problematiche, si confrontava con Paolo Di Ninno sulle problematiche economiche, immagino, della cooperativa? Era un consulente, quando avevamo bisogno di informazioni a livello amministrativo, come registrare una fattura, sì, chiedevamo a lui. Le faccio una domanda specifica, sì, adesso. Capitava lei o sue colleghe che nel corso di riunioni alle quali partecipava Paolo Di Ninno gli inviavate messaggi e lui usciva per confrontarvi su questioni contabili? Lo ricorda? Che inviavamo messaggi, sì, capitava, poi non so, sì. Quando lui era in riunione, ad esempio, e c'erano delle richieste da parte vostra, in riunione... Sì, diciamo, capitava, sì. Che capitava? Cosa capitava? No, non scusate, so. forse non è chiaro come è stata posta, perché lei sta dicendo quando Di Ninno partecipava a delle riunioni, loro che non partecipavano mandavano i messaggi. Per risolvere delle problematiche. No, o erano tutti insieme alla riunione? No, loro non partecipavano, mi scusi non Presidente. Partecipavano. Sì. Allora, poteva capitare che trovandosi Di Ninno in riunione le impiegate inviavano messaggi, questa è la domanda. Assolutamente sì, capitava questa circostanza. Se avevamo bisogno di chiarimenti urgenti poteva anche capitare, sì. E capitava che in queste circostanze Paolo Di Ninno lasciasse le riunioni, uscisse per risolvere queste problematiche? Sì, forse sì. Sì? Grazie. Non ha altre domande, avvocato?
No, Presidente, con questo possiamo considerare concluso l'esame diretto della teste. Domande in controesame. Presidente, buongiorno. L'Avvocato Guido Lombardi per Nadia Cerrito. Le domande in esame, se non ci sono altre domande in controesame. Dunque, per la Cerrito vuole procedere all'esame? Sì, avevo chiesto prima e non sarebbe avete previsto risposto. per domani. Allora, prego, prosegue l'esame. Ho fatto fare le domande al collega. Prego, Avvocato, può procedere alle domande in esame. Senz'altro. Buongiorno, signora Buongiorno. Galizia, salve. Senta, se ci può chiarire un attimo meglio quali fossero i suoi compiti specifici all'interno della cooperativa. Sì, allora registravo contabilità attiva e passiva del consorzio Ericas 29 e mettevo sia Vuole fatture dire, scusi, forse che titolo di studio ha, così capiamo meglio. Lei che sono diplomata in ragioneria. Diplomata in ragioneria, Sì. quindi mettevo fatture di vendita del consorzio Ericas 29 e anche della 29 Giugno Servizi e in più registravo la contabilità, le fatture di acquisto e facevo disposizioni di bonifici, pagavo fornitori, avevo contatti con i fornitori. Si occupava principalmente di questioni contabili, diciamo Sì, così. assolutamente sì. Perfetto. Senta, fisicamente il suo luogo di lavoro all'interno della cooperativa, lei dove lavorava materialmente? All'interno di una stanza, presumo, no? All'interno sì. dell'ufficio Era da sola amministrativo. o era con altre No, c'erano anche altre colleghe. Ci può dire i nomi delle colleghe che lavoravano con lei? Nadia Cerrito, Minelli Emanuela, Federica Di Martino e successivamente poi per sostituzioni di maternità Antonella Cappello e Milena Renzi. Scusi, quante eravate nella Allora, stanza? inizialmente eravamo 4, poi io e una mia collega, Federica Di Martino, siamo andate in maternità e quindi in tempi uguali. Va bene, comunque siamo lasci arrivati a stare gli soluzione. eventi occasionali, Sì. In genere eravate in 4 nella stanza dove lei inizialmente eravamo in lavorava. 4. E questa situazione, voglio dire, era stabile o poteva capitare che una di voi lavorasse presso qualche altro punto? Cioè, eravate Allora, successivamente quando è nata anche l'ABC cooperativa, capitava che andava a lavorare anche presso Via Mozart in ABC. Questo quando? Adesso, scusi? Presso Via Mozart, nel 2013 e 2014, perché io mi occupo anche dei libri soci e quindi capitava che andavo lì per aiutare un collega nei libri soci e inserivamo dati in Via Mozart. Però Via diciamo Mozart. che comunque il suo luogo, diciamo, stabile di lavoro era quello che ci ha indicato. Sì. Senta, può dire al collegio quali fossero i compiti, se lei lo sa ovviamente, per quanto a sua conoscenza, i compiti della Cerrito? Nadia Cerrito si occupava principalmente della tesoreria, cioè inviava bonifici bancari, proprio le disposizioni, controllava le banche, anticipi, eccetera. Quindi in parte possiamo dire che erano compiti simili ai suoi? Come, scusi? In parte possiamo dire che erano compiti simili ai suoi? Lei non registrava le fatture di acquisto e di vendita, però sì, cioè inviava proprio le disposizioni bancarie. Noi al massimo inserivamo il bonifico, la disposizione che poi lei inviava dietro autorizzazione del Quindi eravate in collaborazione da questo Sì, punto di assolutamente, vista? ci aiutavamo, assolutamente sì. Ho capito. Ma era sovraordinata a lei o eravate sullo stesso piano? Come, scusi, non ho capito. Era sovraordinata a lei, nel senso lei prendeva delle direttive da parte della Cerrito oppure eravate sullo stesso piano, nel senso che eravate colleghi di lavoro e collaboravate? Non mi ha mai dato dei... Come, scusi? Che ruoli avevate? Un ruolo paritario? Lei ultimamente era anche responsabile dell'ufficio, però non ha mai dato ordini, ci ha sempre chiesto se potevamo aiutarla quando serviva o comunque non ci ha mai dato degli ordini. Comunque era la responsabile dell'ufficio da ultimo. Sì. Questo da quando, serviva... perdoni? Questo lo sa per che cosa, che era responsabile dell'ufficio? Nel senso, lei sa per certo che fosse responsabile o lo presume perché qualcuno l'ha detto o qualcosa del genere? Sì, credo che ci sia stato detto, sì, ci è stato detto. Crede o lo sa con certezza? No, ci è stato detto che era... Se sì, allora da chi e in quale circostanza? Beh, oddio, le date precise non me le ricordo, però le è stato dato il ruolo era responsabile dell'ufficio tesoreria, si occupava principalmente della tesoreria. Ma è responsabile nel senso che si occupava di quella funzione e quindi Sì, come lei era responsabile per la questione del avvocato, fattore. non sta dicendo questo, scusi. Noi No. verbalizziamo la risposta della teste. Ci sa dire chi glielo ha detto che la Cerrito... C'è stato detto non so se c'è stato detto da qualcuno, però so che era responsabile dal presidente, dal direttore, sì.
Guardi, mi dispiace, devo essere un po' più preciso. No, voglio da lei maggiore chiarezza, nel senso, io voglio capire se lei deduce questa cosa perché la Cerrito si occupava di quel settore, della tesoreria, se quindi sta la sua era dicendo che gli è stato detto, non è una deduzione, avvocato. Presidente, la mia è una domanda. C'è stato detto, non so se dal Presidente o per me non è una deduzione, per me era responsabile d'ufficio, cioè era responsabile, sì. Sì, che è responsabile, lei ha già detto. Io volevo semplicemente sapere da chi gli era stato detto e se lei l'ha visto da qualche parte, da un documento, o se è venuto Buzzi o chi per lui a dirle questa cosa. Il documento non l'ho mai visto, però sì, mi è stato detto dal Presidente, da Buzzi, è il Presidente, gli è stato detto da Buzzi. Giudice, però, vabbè, ok. Senta. La testa sì, no, va bene. Intanto c'è lei dice che è una deduzione c'è la verbalizzazione, c'è nessun appunto, problema. Per fortuna c'è la verbalizzazione. Per fortuna, sì, infatti. Senta, dunque, un attimo solo, quindi, ecco, nell'ambito della vostra attività, quindi, innanzitutto, lei ha detto prima, ho sentito, ha risposto alla domanda, e nessuna di voi partecipava alle riunioni, oppure no? No, io personalmente non partecipavo alle riunioni. E sa se qualcuna della stanza partecipasse? Partecipava Nadia Cerrito, partecipava credo alle riunioni mensili, che si facevano all'inizio di ogni mese. Quelle... Sì, che non so come venivano chiamate, se di direzione, comunque sì, Nadia partecipava a quelle riunioni. A quel tipo di riunioni lì. Senta, il Presidente Buzzi veniva mai nella vostra stanza? Sì. E se sì, sa dirci per... Veniva sia per salutarci semplicemente e sia per sapere come andavano le cose. Comunque noi periodicamente gli facevamo vedere il nostro lavoro, se doveva firmare delle disposizioni che dovevano partire. Buzzi veniva spesso nella nostra stanza, sì. Dava delle direttive? Assolutamente sì. Senta, signora, lei sa se all'interno della stanza vi fosse una cassaforte? Nella nostra stanza sì. No, cioè non so se no. Lei non ha mai visto? Quindi, no, nella nostra stanza no. E quindi lei non sa se Buzzi non è mai venuto a chiedere di prelevare del contante, no? Lei non sa nulla su questo? Di preparare delle buste, non sa nulla? No. Lei non ha mai assistito a una cosa del genere? Cioè, vedevo che si contavano i soldi, ma non sì, soldi pensavo che soldi li vedevo contanti. Soldi che portava Buzzi o soldi che qualcuno sia prelevava che portava a Buzzi e sia che noi poi dovevamo ridare a Buzzi. Ed eravate tutte quante coinvolte in questo, cioè Buzzi veniva anche da lei a chiedere qualche cosa? No, non veniva a chiedere, però non so, vedevo che portava soldi, faceva prelevamenti in banca e portava i soldi, sì. Sì, no, al di là scusi, non ho capito che cosa ha detto. Io che cosa ho detto? Faceva prelevamenti in banca e portava soldi in ufficio. Chi faceva prelevamenti? Buzzi, il dottor Buzzi Salvatore, sì. Quindi lei poi di questi soldi contanti all'interno lei non ha mai visto prelevare dei soldi da qualche parte personalmente né lei né qualcuna delle sue colleghe? Prelevare in che senso, scusi? Da una cassaforte da qualche parte? Sì, c'era una cassaforte nella sede di Via Pomona, però non nel nostro ufficio. Dove, scusi? Sì. Per favore, se sovrapponiamo le voci. C'era una cassaforte in Via Pomona, però non nel nostro ufficio. In quale ufficio, lo sa? Allora, ce n'era una nella stanza del dottor Guarani e un'altra nella stanza del server, così la chiamiamo. E chi lavorava in queste stanze? Una lavorava appunto il dottor Guarani e l'altra stanza era la stanza del server, non c'era nessuno in particolare, cioè non c'è nessuna, c'è un server. Va bene, per quanto mi riguarda non ho altre domande. Allora, possiamo considerare concluso l'esame. Allora, il controesame. Pubblico Ministero? Sì, signor Presidente, qualche domanda. Sì. Buongiorno. Buongiorno a lei. Le chiedo qual era la sua busta paga? La mia busta paga? Sì. Da impiegata amministrativa, vuole sapere l'importo? Sì. Attualmente prende all'incirca 1.300 euro. E durante la gestione del Presidente Buzzi, lei ha percepito sempre questa busta paga o percepiva anche somme in nero? No, assolutamente no, somme in nero no, solo busta paga. Solo busta paga? Sì. Lei ha detto, lei è a conoscenza dell'esistenza di una contabilità parallela, di una contabilità in nero? No, questo no, non lo sapevo. Lei sapeva che Nadia Cerrito custodiva
dei quaderni dove veniva annotata una contabilità in nero, non ufficiale? Sapevo che aveva un'agenda in borsa che vedevo spesso, però non sapevo che fosse una contabilità in nero, cioè non sapevo cosa scrivesse sopra, non ho mai chiesto. E ricorda il colore di questo? Era un quaderno libro? nero, sì. Un quaderno nero. Sì. E questo quaderno lo portava con sé o lo lasciava in ufficio? Che ne faceva? No, non l'ho mai visto lasciato in ufficio così, ma ogni tanto lo vedevo, che lo tirava fuori dalla sua borsa. E poi lo riponeva nella borsa? Sì. Lei ha detto che Buzzi veniva a portare dei soldi in contanti e li prelevava in contanti. Ho compreso bene, ha detto questo lei prima? Sì, faceva dei prelevamenti in banca e li portava in ufficio. Ecco, sì. Come sapeva lei che questo denaro Perché era frutto di prelievi? Avevamo anche delle ricevute bancarie relative al prelevamento. E l'asportazione dei soldi dall'ufficio come avveniva in contanti da parte di Buzzi? No, questo non lo so, non me ne occupavo io personalmente. A chi si rivolgeva Buzzi per portare via dei soldi? A Nadia Cerrito. Era solo lei in via esclusiva che svolgeva questa attività? Quando mancava lei è capitato raramente, ma c'era anche Minelli Emanuela che se ne occupava. Era assente di frequente? No, Nadia quasi mai. Cerrito? Era quasi sempre presente, raramente mancava. Lei ha constatato se Nadia Cerrito preparasse delle buste con dei nominativi sopra, contenenti denaro? No, non l'ho mai vista fare questo. E lei ha parlato di 2 casseforti, una nella stanza di Guarani, l'altra nella stanza del server, immagino, dove c'era lo strumento informatico che serviva agli uffici. Esatto. E chi è che aveva... Nadia Cerrito aveva accesso a queste casseforti? Sì. Voi? L'ufficio? Io mi capitava qualche volta di aprire la cassaforte della stanza di Guarani Carlo per prendere, non so, assegni o cose di questo genere, o chiavi delle macchine e così via. E la cassaforte del server l'ho aperta al massimo credo un paio di volte. Non di più. Ha visto se in queste 2 casseforti vi fossero soldi in contanti? Sì, capitava che ci fossero anche soldi, quella nel server in particolare, c'erano anche soldi in contanti, sì. Ma in tutte e 2, diciamo? No, quella ripeto, nella stanza di Guarani Carlo Maria c'era semplicemente chiavi delle macchine o degli assegni bancari, quando facciamo gli assegni di fine mese per gli stipendi. E invece quella nel server c'erano anche contanti. Senta, lei ha detto che si occupava anche di bonifici prima. Inserivo bonifici, sì, disposizioni. E queste, diciamo, le disposizioni per effettuare bonifici le riceveva anche da Buzzi? Io registravo fatture di fornitori e nel momento in cui c'erano da pagare questi fornitori inserivo il bonifico e poi ovviamente la decisione finale era di Buzzi. Controllava quello che io inserivo, Buzzi, gli facevo firmare, siglare la disposizione di bonifico che successivamente faceva partire Nadia Cerrito. Faceva partire nel senso che... E inviava definitivamente il bonifico, sì. Io inserivo solo i dati, gli importi e il nome del fornitore, il beneficiario. Io, guardi, le chiedo una delucidazione su una conversazione che fa riferimento ad un bonifico che intercorre tra lei e Salvatore Buzzi. Sì. E lei come numero ha 347 01 93 016? Sì. E un attimo, allora il progressivo è 10.981, linea 768. Il RIT, scusi? È questo che, un attimo che...
mi riservo di dare gli estremi del RIT, do tutti i dati. Sì, dottore, le posso chiedere il progressivo, se può ripeterlo? Sì, sì. 10981. 10981, la linea è 768, la data 16 maggio 2013, ore 15:47, la durata è 1 minuto e 39 secondi, è uscente, chiamante Buzzi dal 348 25 19 252, il chiamato è il numero che ho citato in precedenza, 347 0193 016 di Sara Natalizia. Quindi scusate, chi è che chiama? Buzzi chiama? Buzzi chiama Sara. Dottore, è il 1741, Il RIT è 1741/13. Sì. A memoria direi questo, però non l'ho potuto verificare. L'abbiamo verificato, ecco, era solo per darvi. Va bene, grazie. Quindi Buzzi chiama la signora, Sì, la conversazione è di interesse perché? Interesse per questo motivo, perché si fa riferimento ad un bonifico, ad una vicenda, e volevo chiedere a qual era l'oggetto della conversazione. La conversazione è questa: Buzzi dice: pronto, Sara, com'è finita quella storia di quel bonifico? E Sara Natalizzi, che deve controllare il conto corrente. Buzzi: ok, tu l'hai fatto quindi, no? E Sara: sì, io ce l'ho. E Buzzi: ci hai parlato con lei, la signora? E Natalizzi: praticamente sì, ho parlato con la signora Sandra, praticamente dice che perché io gli ho anche dettato le coordinate della lettera in allegato, e ha detto che però poi lo voleva su un altro conto solo per quel mese, però non c'era. Mo deve controllare le coordinate bancarie e parlare con un certo Luca, non so chi è. E Buzzi: ok. E lei dice: Luca, se ho capito bene, però ha detto, ci ha ringraziato. E Buzzi: va bene. E lei dice: perché forse non aveva controllato le vecchie coordinate. E Buzzi: ok. Lei dice: ok, punto interrogativo. Buzzi: ma, e lei dice: dimmi. E Buzzi: tu l'hai fatto sulle coordinate nuove che lui ci aveva dato, no? E lei dice: sì, però è un po' particolare, perché lei mi ha pure detto, non sto adesso a spiegare, perché quelle coordinate che lei ci aveva dato erano tipo cointestate con non so chi, però st'altra persona non c'è. È un po' particolare come discorso, infatti mi ha detto: non te sto a spiegare bene, poi dopo qualunque cosa te chiama a te, Salvatore. Poi ho detto: gli ho lasciato anche il mio numero, quindi qualunque problema mi può richiamare, pure a me. E Buzzi dice: d'accordo. E Sara, lei dice: va bene. E Buzzi le dice: ok. Questa è la conversazione. Le chiedo, è in grado di ricostruire Sì, ho quale capito fosse qual è la questa questione, chi era questo Luca, chi è la Sandra con cui ha parlato? Allora, Luca non so chi è, e non sapevo all'epoca chi era. E quella lì era una Poi ha saputo chi era? Tramite giornali, insomma, successivamente, anche recentemente l'ho saputo. E chi era? Credo che sia Odvein, se non sbaglio. Ma credo che sia Luca Odvein, così. Luca Odevain. Odevain, neanche so dire il cognome. Era l'affitto che si pagava a Lozzata, se non sbaglio. Che si pagava? A Lozzata. A Lozzata. Giusto, esatto. E lì avevo sbagliato o non mi erano arrivate le nuove coordinate bancarie, avevo fatto il bonifico alle vecchie coordinate bancarie a cui lo facevo tutti i mesi, però quel mese lo dovevo fare alle altre coordinate bancarie e infatti lì mi chiama poi Buzzi dicendomi che avevo sbagliato, che comunque avrei dovuto farli su altre coordinate, e mi aveva contattato la segretaria di questo all'epoca Luca,
che non sapevo chi fosse, e mi aveva dato chiarimenti in merito e nuove coordinate. Successivamente non so se ho rifatto il bonifico, non mi ricordo, andava bene così come l'avevo fatto per quel mese. Sì, senta, lei ha detto che questo bonifico lo faceva mensilmente. Tutti i mesi facevo gli affitti mensili di Ericas per l'emergenza alloggiativa, sì. Quanto versava? Forse erano 5.000 euro, all'incirca 5.000 euro se non ricordo male, sì. 5.000 euro li trasmetteva a partire da quando e fino a quando? Non ho capito, scusi. Sì, questi 5.000 euro sì. mensili, quando è che si è iniziato a trasmetterli a Luca nei conti? Luca non lo so, comunque allo Zata, se non ricordo male, il contratto partiva dal 2012, non so se è metà 2012, fine 2012, adesso il periodo esatto non mi ricordo, però se non ricordo male dal 2012. E poi sempre l'ha mandato mensilmente? Mensilmente, fino a sì. Quando? Poi io, credo fino al 2014, non so. Fino al 2014, ricordo. Sì, credo di sì. Fino a che periodo? Il 2014? Guardi, io poi sono andata in maternità a fine novembre, credo di averlo fatto anche a novembre, ma non ne sono sicura, se vuole posso vedere poi la contabilità, ma non mi ricordo il periodo esatto, comunque penso novembre. Quindi fino al periodo in cui lei è andata in maternità, sì. Lei si è astenuta per il periodo di maternità quando? Allora, io ho avuto 2 gravidanze, una nel 2012 e a aprile del 2012 sono andata in maternità e sono rientrata a gennaio 2013 e un'altra a fine novembre 2014, un'altra gravidanza. Quindi questi sono i 2 periodi in cui sono stata... Quindi da quando è rientrata dalla prima gravidanza lei ha cominciato a fare questi bonifici, venivano già fatti questi bonifici? Credo che il primo, credo di averlo fatto proprio io e prima di andare in gravidanza, e successivamente continuavo a farli tutti i mesi. Quindi prima dell'aprile del 2012? Nel 2012, se non ricordo male, aprile 2012 è iniziato il contratto. Quindi il mese precedente alla sua astensione lei ha fatto il bonifico, ha detto? Sì, credo di sì. Adesso i periodi esatti, ripeto, non me li ricordo, però nel 2012... Ecco, in ordine all'effettuazione di questi bonifici, lei ha avuto indicazioni specifiche? In caso positivo da chi? Ma io, periodicamente arrivavano contratti relativi all'emergenza alloggiativa, e tramite l'ufficio gare, che poi Alessandra Garrone mi dava questi contratti dei vari emergenza alloggiativa, registrazioni, cose varie di questi contratti, però sì, non so adesso chi me l'ha dato di preciso, io l'avevo lì e lo facevo. Insomma, diciamo, vorrei cercare di capire nei limiti in cui è possibile com'è che nasce questa esigenza di fare i bonifici, cioè lei gliel'ha detto Buzzi, gliel'ha detto Garrone di fare i bonifici? Ma non mi ricordo chi me l'ha detto, sì, sicuramente da qualcuno di loro è arrivata questa richiesta, però c'era anche un contratto dietro di affitto, quindi relativo, se non ricordo male, relativo all'emergenza alloggiativa, per quanto mi riguarda sapevo che era questo. Ma non so se di preciso... È giusto dire che Paolo Di Ninno era il suo superiore gerarchico? Lei ha detto che era direttore dell'ufficio amministrativo sì, e lei impiegata amministrativa? Sì, sì. Esatto questo? Sì. Senta, vorrei ritornare brevemente, se può aiutarci a comprendere meglio. Il fatto che Nadia Cerrito rivestisse il ruolo di responsabile dell'ufficio tesoreria, ha detto che è stato detto o dal presidente Buzzi o dal direttore. Bene, non ho capito bene, scusi. Se ho ben colto, lei ha detto in precedenza che Nadia Cerrito è stata designata quale responsabile dell'ufficio tesoreria dal presidente Buzzi o dal direttore dell'ufficio. Questo direttore dell'ufficio è Di Ninno? Sì. Può dirci chi dei due gliel'ha detto o se gli hanno detto entrambi? Ma non mi ricordo chi di preciso, per me Nadia era responsabile dell'ufficio, adesso non mi ricordo se me l'ha detto in particolare, cioè se ce l'ha detto a tutti, tutto l'ufficio l'ha saputo tramite Salvatore Buzzi o Paolo Di Ninno, cioè, questa cosa in particolare non me la ricordo.
però io sapevo che Nadia per me era una responsabile d'ufficio. Senta, sulla partecipazione alle riunioni, lei ha detto che partecipava solo Nadia Cerrito alle riunioni. Vorrei che ci spiegasse quali sono queste riunioni alle quali partecipava Nadia Cerrito e non partecipavate voi, anche voi tre immagino, del medesimo ufficio. Nadia Cerrito partecipava alle riunioni, quelle che si tenevano mensilmente, che erano credo quelle di budget, dove si spiegava all'incirca quello che succedeva, l'andamento aziendale. Noi non partecipavamo a queste riunioni, ma era poi Nadia che ci diceva cosa avveniva all'interno di queste riunioni, però noi non abbiamo mai partecipato a questi incontri mensili. Quindi questi incontri mensili non erano incontri plenari, nel senso che non partecipavano tutti i dipendenti della cooperativa? No, partecipavano i responsabili, e i gestori, e, non so, i direttori, non partecipavano tutti i dipendenti. Quindi coloro che avevano ruoli di responsabilità, sì, in sostanza? Sì. Senta, lei ha parlato del fatto che si occupava della emissione e registrazione di fatture che attenevano ad Eriches. Le chiedo, lei ha conosciuto Marco Clemenzi? Marco? Clemenzi. Non so, era un fornitore. La società OML, sì, società... Sì, se mi dici sì. Ecco, lei ricorda se Marco Clemenzi si sia recato presso il vostro ufficio, se abbia portato fatture, denaro in contante? Non l'ho mai visto portare denaro, fatture le chiedevamo all'ufficio, cioè le mie colleghe che si occupavano soprattutto della 29 giugno Onlus, le chiedevano all'ufficio, all'amministrazione della società 1, ML, ma io personalmente non ho mai visto che portava sia denaro che documenti. A chi si rivolgeva Clemenzi quando veniva? A Nadia Cerrito o parlava direttamente con Salvatore Buzzi? Senta, lei ricorda se Caldarelli abbia mai prelevato somme di denaro contenute in buste o se Nadia Cerrito abbia preparato per Caldarelli delle buste contenenti denaro? No, non l'ho mai visto questo movimento, no. Caldarelli veniva nell'ufficio? Caldarelli sì, veniva qualche volta in ufficio, sì. Per quale motivo veniva? Non so, l'ho detto prima, o per prendere le fatture o che portava al protocollo. Quindi portava anche Caldarelli delle fatture? Come? Portava anche Caldarelli delle fatture, Claudio Caldarelli? Sì. I contanti ne ha visto portare? Io personalmente no, non l'ho mai visto col contante, se non per rimborso di note spese, al massimo quello ho visto, ma non contante vero e proprio, al massimo facevamo bonifici per rimborsi di note spese. Lei ha visto se Caldarelli si rivolgeva anche a Nadia Cerrito? Vedevo che parlavano, sì, però non so se per questo motivo. Cioè aveva come interlocutore principale Nadia Cerrito, Caldarelli? Sì. Nessun'altra domanda? Nessun'altra domanda. Vediamo i difensori delle parti civili in controesame se hanno domande. Sempre in controesame i difensori degli altri imputati. Sì, c'è l'avvocato Lombardi per Cerrito. In controesame. Lì ha fatto già l'esame, avvocato vuole porre domande in controesame o chiudere l'esame? No, in controesame sulle domande che ha fatto il pubblico ministero. Sì, dico, ma lei ha diritto a concludere l'esame, visto che ha proceduto all'esame, può farle anche sotto... Va bene. Vediamo prima, allora, in controesame non ci sono domande di nessun genere e quindi... Io Presidente una domanda che allora, però... le domande in controesame e poi dopo l'avvocato Lombardi, quindi controesame per Buzzi. Sì, ma io una domanda, Presidente. Per quanto riguarda il contratto, il bonifico a cui lei faceva riferimento a Luca Lozada, senta, lei sa se sia stata la Garrone a redigere proprio il contratto? No, questo non lo so. Non lo sa.
Quindi è certa che glielo portò la Garrone il contratto? No, ho detto, i contratti si vedevano, cioè capitava che la Garrone mi dava contratti di affitto, ma quello l'ho trovato, cioè nel senso non mi ricordo neanche chi me l'ha dato sinceramente. Infatti l'aveva detto che non Sì, ricordava. era importante, non avevo No. puntualizzato, grazie. Nessun'altra domanda, Presidente. Allora, terminato il controesame, prego, può concludere l'esame il difensore della Cerrito. Grazie. Senta signora, solo due specifiche, partendo dall'ultima. Lei ci ha appena riferito che il Caldarelli veniva presso gli uffici e si intratteneva e parlava come referente, aveva anche la Cerrito. Ma lei sa dirci questi incontri se avvenivano nella vostra stanza di lavoro, se li ha visti appartarsi o se appunto, visto che detto, ha riferito, o veniva nella vostra stanza? Ecco, No, non li ho mai visti appartarsi, se capitava che veniva in ufficio o parlavano lì, ma non... Quindi parlavano presso nella stanza in cui lavorava anche lei? Sì, sì. Ci può dire questa stanza, ha detto che più o meno eravate in 4, no? Sì. Questa stanza più o meno, a occhio, quanto era grande? 10, non era eccessivamente grande. una ventina di metri quadri? Ma non lo so, forse anche un pochino O più meglio piccola, ancora? sì, all'incirca, Ah. forse più piccola. Meglio ancora, le scrivanie, voi lavorate, ovviamente avete delle postazioni di lavoro, no? Col computer e le scrivanie. Quanto distavano le vostre scrivanie? Beh, pensi che tra me e la Cerrito c'era un muro divisorio, una piccola parete divisoria perché c'era l'uscita di sicurezza e quindi io la Cerrito non la vedevo proprio di persona, non la vedevo visivamente, proprio non la vedevo. E davanti a me c'era un'altra scrivania e poi ne avevo messa successivamente una al nostro fianco e di là uguali c'erano altre 3 scrivanie. Ho capito, ma era una parete comunque aperta, non chiusa? No, ma era una piccola parete che proprio non riuscivo, era proprio una piccola parete. Sì, ma una parete alta fino al soffitto? Una Sì, parete sì, alta quella... fino al soffitto, dal soffitto a terra. Però sì. era aperta nel senso che non si vedeva ma si sentiva in questo senso? Sì, si sentiva. Ho capito. E poi un'altra specifica riguardo alle riunioni di cui ha parlato sulle domande del pubblico ministero. Lei ha detto, se ho ben compreso, mi corregga se sbaglio, che partecipava alle riunioni che si tenevano quando innanzitutto? Una volta al mese? Sì, una volta al mese. Una volta al mese. A domanda del pubblico ministero ha detto che erano presenti anche degli altri responsabili, come lei ci ha detto, questo Sì. ruolo di responsabile. Ci può fare qualche nome di quale ufficio o Allora, settore se non specifico ricordo si male, occupasse? sì, se non ricordo male partecipava sicuramente Risa Cristina dell'ufficio del personale, Claudio Bolla come direttore di Erikes e poi dei gestori come, non so, Colantonio Guido, Borgonovo, Gilberto, Raniero Lucci. Quindi erano delle riunioni più o meno in cui partecipavano una decina e più persone? Sì, forse sì, E poi i responsabili riferivano ai singoli uffici, sì. ai singoli uffici. Lei è a conoscenza che vi fossero altre riunioni, se sì, di direttivi più piccoli? Ma credo che negli ultimi, soprattutto nel 2014, c'erano delle riunioni che facevano periodicamente, se non so se ogni settimana, se ogni 15 giorni, comunque li vedevo spesso che si riunivano solo i presidenti. Solo i presidenti? Sì. E poi altri tipi di riunioni lei non è a conoscenza? No, non so mai, non l'ho mai o notato. incontri presso le stanze? Non so. No, non ci ho mai fatto caso. Va bene, grazie, nessun'altra domanda. Bene, allora l'esame e il controesame sono terminati, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Presidente, Sì, prego. potrebbe darmi la parola, le spiego su che punto. Nel corso dell'esame del dottor Coccia, il pubblico ministero ha letto una conversazione telefonica tra Buzzi e Caldarelli, Sì, da cui, secondo l'interpretazione poi che dava il pubblico ministero, sembrava che Buzzi avesse l'appuntamento autonomamente col dottor Coccia. La difesa di Buzzi ha adombrato la possibilità che quel Coccia non fosse un Coccia ma fosse Coccia, è uno che lavora con Ghera e che quindi fosse un altro appuntamento. Il pubblico ministero ci ha chiarito poi alla fine la questione dicendo: guardate che qui c'è un riferimento specifico a Federico. No, non è esatto, Avvocato. Ecco, io mi riferisco all'altra conversazione, cioè alla conversazione RIT 2169/13
progressivo 18.983, che è la conversazione tra Panzeroni e Luisa, allora io nella mi quale riferivo là. si fa riferimento a Coccia Federico. Quindi non è quella di Buzzi con Caldarelli, in riferimento a Federico. Perché io mi riferivo a Buzzi, non per... No, è perché io le ho lette, io ho semplicemente ricordato l'intervento quello della che avevo difesa letto. era palesemente con riferimento a quell'intercettazione. Che io chiedo veramente ora, non lo ha detto. Abbiamo capito tutti male, pubblico ministero. Io progressivo. Sicuramente ho capito male, la difesa di Buzzi ha capito male, il tribunale ce lo dirà lui se ha capito bene o male, che il riferimento era a quell'intercettazione. Mi pare che le espressioni siano eloquenti di cosa aveva capito pure il tribunale, però abbiamo sbagliato tutti. Per andare ancora oltre, Presidente, io chiedo perché questo punto sia chiaro, di leggere quell'intercettazione, che è quella che ha citato al pubblico ministero, perché Ma scusate, non le possiamo sentire? Così sentiamola subito, Presidente, è di una pagina e mezzo, ma già non dalla lettura... Non so se tecnicamente è possibile immediatamente, possiamo comunque Presidente, già la lettura è eloquente. Avvocato, guardi, è molto semplice, è a pagina 291 della trascrizione di Giorgio La ringrazio, Pinto. però io 291, preferisco 292, io la ringrazio anche per 294. Possiamo leggerle? Io preferisco, chiederei al Tribunale, siccome è una pagina e mezza e ne abbiamo lette tante, proprio di leggerla lo stesso Presidente. Avvocato, non c'è problema, Ecco. lo possiamo leggere tranquillamente. Leggo io, Presidente, o legge lei? Allora, scusate che troviamo il punto. Scusami che non la trovo. Ma era del primo test? Sì. Medico veterinario. Allora. Presidente, il progressivo è 22.105. No, scusi, sto solo cercando il punto. 22.105, eccola qua. 6100/12, progressivo 22.105. Entra sull'utenza di Caldarelli. Buzzi Caldarelli. Allora, vogliamo per cortesia leggerla? Sì, Presidente. Entra sull'utenza di Caldarelli. Caldarelli risponde, pronto? Buzzi richiede, ACLA, ma domani è confermato da Lucia? Risponde Caldarelli, domani mattina, mo alle 9 passo, vado in cooperativa. Se la vuole leggere tutta, comincia da... Segnale di chiamata in sottofondo, se vuole lo leggo. No, voce maschile, cioè rivolto a qualcuno vicino fuori cornetta. No, io ho la trascrizione. Io ho la trascrizione. Inizia la conversazione telefonica. CLA pronto, punto interrogativo. Poi? Io questa cosa che dice il pubblico ministero... Ma che trascrizione ha lei? Quella del perito o quella della polizia giudiziaria? Questa che ho trovato... della dottoressa Berdini, come la chiama lei? Blandini, non so come Giorgio si chiama. Panzo, il perito. Scusi, lei sta leggendo, ACLA, domani è confermato da Lucia? Questa abbiamo detto che va l'appuntamento. Se lei ne legge un'altra, io non leggo quella di Panziloni. Scusi, mi faccia capire quale vuole leggere allora. Quella che ha davanti il Presidente, anche qua credo che nell'equivoco è solo lei. Io mi sono limitata a dare un'indicazione. Quella che è stata data a noi è RIT 6100. L'unica che è stata letta progressivo 22. No, io ne ho lette due, avvocato. Va bene, allora al pubblico ministero facciamo a capirci, no? Come si dice a Roma. Lei ha detto al test. Scusate, non capisco il tono, non è necessario. Beh, lo capirà leggendo, no, Presidente. Allora, avvocato, leggiamo la telefonata. Va bene. Allora, pronto? ACLA, ma domani è confermato da Lucia? Domani mattina io alle 9 passo, vado in cooperativa e devo firmare dei documenti. Risponde Buzzi, quindi devo andare alle 9 in cooperativa. Risponde Claudio, e poi alle puntini, vado all'AMA a firmare una cosa e poi vado da lei, penso sta Lucia, perché io gli devo dire quella cosa. Io prima, hai capito? Non sono riuscito a parlarci oggi. Buzzi, Claudio, alle 11 domani mattina rivado lì, perché io gli devo dire prima, capito, che la cosa, guarda, per cui è giusto che tolti i presenti è qua e là. Rivado alle 11 da questa Lucia. Buzzi, e io alle 10:30 sto da Coccia o Coccia, io. Quindi prima, non dopo, verso mezzogiorno.
Claudio, stai punto interrogativo, non capisce dove va. Da una volta. Stai, insiste Claudio. Buzzi, da Ghera, virgola, Coccia o Coccia, trattino Ghera. Noi sappiamo, Presidente, chi è Coccia e che rapporto ha con Ghera, dove lavora Coccia, dove lavora Ghera. Guarda caso Coccia, non Coccia, lavora nello stesso punto dove lavora Ghera. Claudio continua, perché uno si immagina che a questo punto dice dobbiamo andare assieme da Coccia. E io vado prima in cooperativa, poi vado all'Ama e poi vado lì da lei, la famosa Lucia di prima, e sperando che la becco, e così gli dico, guarda, è quello che gli abbiamo detto che gli dico, quindi è giusto che ti presento babà, e te lo presento babà. Ok, risponde Buzzi. Se no ci andiamo così, scusi la volgarità, ma che cazzo me ne frega, e sti cazzi, risponde Buzzi. No, perché ho sentito che dovevi andare pure con Piera. Claudio, sì, a mezzogiorno devo andare, c'ho appuntamento lì a Roma sulla Tiburtina, quindi alle 11 vado da lei, Lucia, a mezzogiorno vado da quella là e prendo, eccetera, eccetera. Incomprensibile Buzzi, parto prendo lì... all'ABC. Prendo all'ABC, sì, scusi, incomprensibile Buzzi. Parto lì 5 minuti e poi vado là, continua Claudio. Che cazzo ti devo dire? Audio incomprensibile di Buzzi, continua Claudio. Se no ci andremo alle 2, che ne so. Vabbè, dai, ci sentiamo domani. E vabbè, io calcolo che risponde Buzzi, io calcolo che alle 5 dovrei stare a Morluco. Domani c'ho l'apertura della. Claudio, vabbè, ci sentiamo domani, ok, saluti. No, poi continua. Sono andato dal sindaco, sono passato, non so se vuole che leggiamo pure questo, sono andato dal sindaco, dice Buzzi, sono passato davanti a Giordano. Claudio, Buzzi, l'ho superato, cioè c'era Giordano in fila per parlare, questa la conosciamo, Presidente, se la ricorda? Quella che passa. E non parlano più, credo che ce l'ha davanti lei. Scusi, avvocato, allora due dati, visto la spiegazione del pubblico ministero, chiedo scusa, mi faccia parlare. Scusi, però lei ha detto, la voglio leggere tutta, la legga tutta. Sembra che vada a Buzzi autonomamente, lei lo ha fatto col teste davanti al teste e conosce a menadito il processo. Adesso me la fa spiegare a me per quello che emerge chiaramente dagli atti. Senza teste. Avvocato, lei può parlare senza usare questo termine, ha capito? Punto numero 1, Presidente. Non si rivolge a me in questo modo. Lei non si rivolge a me in questo modo. L'aula la gestisce il Tribunale. Lei pensa come si comporta lei nei fatti, non nelle sostanze, nelle forme. 1. Io non mi sono mai permesso di rivolgermi a lei in questo modo. È l'ennesima volta che succede questo in questo processo. Io credo che il Tribunale debba garantire che quando ci sono i testi le interpretazioni dei fatti non vengano fatte ad usum delphini. Non è la prima volta. È un problema del Tribunale. Perché anch'io quando ho sentito Federico ho detto allora è certamente Coccia, come avrete fatto voi. Mentre chi ha letto questa con un attimo di calma, e io non posso immaginare che non sia stata letta con un attimo di calma, è evidente che si tratta di un altro Coccia, che sta con Ghera, è evidente che Caldarelli si disinteressa. Come fa a non dirgli allora ci vediamo domani da Coccia? Io credo che questo sia un problema del Tribunale. Grazie. Chiedo scusa, ma l'avvocato ha detto che avrebbe letto tutta la conversazione. Manca una parte finale della conversazione nella quale si dice, solo perché rimanga, signor Presidente, allora, Claudio dice, cioè Buzzi, c'era Giordano in fila per parlare con il sindaco, l'ho superato, sono passato prima io, Claudio, e dai, ride, morta, e che t'ha detto? Buzzi, che passi prima te? E passo prima io, sto con il Panzironi,
Passo prima io, ho detto, dice Buzzi, e Claudio ride, e capirai, vabbè, ci sentiamo domani, Buzzi, ciao bello, Claudio, ok, ciao. No, avvocato, lei non l'ha letto. La devo leggere, punto. Ma l'ho detto al Presidente, l'ho detto ora al Presidente, c'è il seguito che passa avanti con Panzironi, che l'abbiamo letta 100 volte, la devo leggere o no? E il Presidente mi ha detto non serve. No, avvocato, guardi, comunque voglio dire, che rilevanza ha rispetto al tema di prima? Perché il Tribunale comunque le intercettazioni le rilegge tutte, non è che si limita a quello che viene detto in udienza. Lei ha capito benissimo che io parlo del mettere in difficoltà un test su un dato interpretato palesemente in modo difforme da com'era. Va bene. Allora, abbiamo concluso con l'esame dei testi presenti. Vediamo il test Pizzorno quando dovrebbe venire, avvocato, vogliamo cercare. Lei ha qualche indicazione sulle date? Avvocato Placanica, ci può dare un'indicazione per il test? Ha detto che è disponibile a un'altra data, io mi rimetto al lei Tribunale. personalmente con i suoi impegni. Ah, vediamo... sì, Presidente, glielo possiamo indicare una data? Non è che siamo messi tanto bene. Quando c'è udienza? Io gli darei 15 giorni, no, Presidente? Allora, io proporrei il 7 novembre. Va benissimo. Il 7 novembre sul tardi. Faccio oggi un telegramma. No, ore 12. Ore 12, 7 novembre, ore 12. Presidente, scusi, questa sua mi sembra una buona idea, se fosse possibile più tardi possibile, perché ho visto che accampa, cioè adduce impedimenti derivanti dalla professione di avvocato civilista. E quindi più è tardi, più sicuramente sarà libero. Allora, avvocato, il 7 è un'udienza riservata ai testi della lista Turella. La difesa Turella non ci ha ancora fatto sapere se rinuncia o meno, quindi io non so neanche quanti ce ne dovrebbero essere. Allora, magari sono tantissimi e potremmo se no fissare alle ore 14. No, forse anche alle 13. Alle 13? 13 va senz'altro bene. In modo e che poi se la lista Turella ci sono 3 testi, alle 11 abbiamo finito, dobbiamo aspettare comunque allora, alle ore 13. Allora Presidente, se lei è d'accordo... No, alle ore 13, avvocato, faremo una pausa più lunga. No, io lo cito per mezzo. Vabbè. Ore 13, 7 novembre, ore 13. E così completiamo, poi con questo test è completata la lista. Se mi autorizza a dire che il Tribunale ha fissato un orario tardo proprio per consentirgli la compatibilità se può, altrimenti ci farà sapere ancora un'altra... Presidente, chiedo scusa, prima di chiudere l'udienza avrei una richiesta da fare al Tribunale. Prego, avvocato. In relazione alla produzione documentale che ha fatto il Pubblico Ministero il 17 ottobre, all'udienza del 17 ottobre, in relazione al punto B, il Pubblico Ministero ha prodotto un grafico su mappa dei dati di localizzazione forniti dal dispositivo GPS installato sull'autovettura di Massimo Carminati, la Smart, targata, eccetera, eccetera. Allora io in relazione a questa produzione documentale chiederei al Tribunale di acquisire la tracciatura di questi dati di localizzazione nel periodo compreso tra il 16 aprile del 2013 e il 20 maggio del 2013, in modo tale da poter verificare gli spostamenti di questa autovettura, l'orario, il giorno, anzi prima dell'orario, l'orario e il luogo esatto. Avvocato, più che altro forse anche un test che ce la chiarisca. Vogliamo sentire un operante che ha effettuato i rilievi? Anche quello, però io vorrei proprio avere i rilievi materialmente. No, i rilievi senz'altro, ma anche un operante a chiarimento. Anche se il Tribunale lo ritiene necessario, non ci siano non c'è opposizione da parte del Pubblico Ministero. Come? Non c'è nessuna opposizione da parte del Pubblico Ministero. E quindi il Pubblico Ministero dovrebbe curare di acquisire la tracciatura e anche di indicarci un test da sentire sull'argomento, a chiarimento eventuale. Se ci fosse bisogno, è una richiesta che il Tribunale accoglie rimettendo al PM l'acquisizione del documento contenente i dati
nonché l'indicazione di eventuale operante di PG a chiarimento dei dati stessi. E quale termine c'è, signor Presidente? Un termine ragionevole, non mettiamo un termine troppo stretto per evitare. Quando dobbiamo far venire il test? No, prima acquisiamo... Abbiamo ancora tutti i testi della difesa, io direi nel termine di un mese, indichiamo 30 giorni. Però così, prima di far venire il testimone acquisiamo in modo tale che anche la difesa possa verificare. Perché ho paura che arrivino dati magari non facilmente leggibili, per questo chiedo. O il test o una relazione, però poi se la difesa ha qualcosa da contestare con la relazione... va bene anche una relazione? Sì, va bene allora, anche una relazione. Se poi è necessario chiedere chiarimenti lo possiamo verificare dopo. Intanto una relazione. La relazione se però nessuno poi ha nulla da obiettare sull'acquisizione. Come ritiene il per Tribunale? Il Tribunale è più semplice se il dato viene specificato in una relazione di un ufficiale di PG. E quindi in cui si indica in questo periodo storico tutti gli spostamenti dalla mattina fino alla sera, gli spostamenti di questa autovettura dal 16 aprile al 20 maggio 2013. Sì, 24 novembre. Signor Presidente, chiedo scusa da Parma. Sì, prego. L'imputato Carminati avrebbe intenzione di fare delle dichiarazioni. Sì, un attimo soltanto e poi le facciamo rendere. Quindi diamo termine fino al 24 novembre al pubblico ministero per integrare la produzione documentale con la mappatura precisa con giorni e orari ed eventuale relazione esplicativa di operante di PG. Fino al 24 novembre. Allora, a questo punto chiede la parola a Carminati per rendere spontanee dichiarazioni. Prego, possiamo... Buongiorno Presidente. Buongiorno. Dunque, ieri come al solito l'Espresso mi ha onorato della sua attenzione con la prima pagina. Voglio spiegare pure per quale motivo intervengo, insomma. Praticamente sulla prima pagina c'è scritto ricatta la Repubblica, no? Ricatta la Repubblica, proprio la Repubblica Italiana, diciamo, a causa della lista che io avrei di documenti che avrei preso al cavò di Piazzale Clodio nel furto. Allora, sì, ovviamente non è questo, diciamo, la cosa che mi interessa di più. La cosa che mi interessa di più è che, diciamo, la stessa tesi l'ha portata al maresciallo Di Gangi quando è venuto qua, che è figura apicale del reparto anticrimine che ha condotto questa indagine, e ha più o meno detto le stesse cose che ieri riportava l'Espresso. Ovviamente se Carminati corrompe i giudici, aggiusta i processi, se un domani questo processo non fosse nel gradimento del settimanale dell'Espresso, probabilmente avrei corrotto anche i giudici e avrei in qualche maniera condotto qualcosa di illecito nell'ambito di questo processo, Presidente. Io vorrei difendermi solo dalle cose che sono nel processo, purtroppo non lo posso fare. È una cosa che per me è abbastanza importante questa. Io non lo dico perché credo che il Tribunale non abbia capito questa cosa, il Tribunale la capisce benissimo, la capisce molto meglio di me, però voglio che rimanga scritto che io penso che le cose stanno andando così. Le cose che stanno succedendo fuori da questo processo sono altrettanto importanti da quelle che succedono dentro questo processo. Credo di aver finito, insomma. Ecco, e vorrei anche essere sicuro. Chiedo scusa, vorrei essere anche sicuro che il maggiore Di Gangi, quando ha giurato che non c'erano processi in corso su questa cosa, io sono il più interessato che ci sia un processo per corruzione in atti giudiziari su queste cose che dice il giornalista qua dell'Espresso. Mi farebbe molto piacere che ci fosse una volta per tutte un processo che controlla tutti i miei processi precedenti al furto al cavò e successivi al furto al cavò, perché ieri pomeriggio lo stesso giornalista che ha scritto l'articolo è andato su Rete 1 da Giletti a dire che il processo Pecorelli è stato praticamente aggiustato, e dovrebbe essere anche interesse dei giudici che hanno fatto questi processi difendersi da accuse di questo tipo. Mi sembra che tutti qui stanno zitti e l'unico scemo forse sono io, ma che io sono il più scemo è sicuro, Presidente. Comunque, ecco, volevo che rimanesse scritta questa cosa. Buongiorno. Eccomi. Ah.